Capo dello Stato, spettatore speciale al Super G di Cortina, l'abbraccio con Federica Brignone per l'oro. Dagli atleti agli spettatori, Mattarella acclamato come una star a Casa Italia, il richiamo alla pace. Una giornata da incorniciare per Cortina d'Ampezzo, dalla festa sulle piste allo spettacolare passaggio delle frecce tricolori salutato da migliaia di persone. A Romano De Zelino il commosso addio ad Alex Faronato, il 41enne travolto ucciso da una valanga l'8 febbraio sulla Marmolada. Violenze negli uffici della Questura di Verona, 4 poliziotti rinviati a giudizio per il reato di torture, infatti tra l'estate e l'autunno 2022. È stata denominata truffa della ballerina, viaggia come un normale messaggio WhatsApp e può costare molto caro a chi lo apre, vittima anche un assessore di Vicenza, vi spieghiamo come funziona. Insieme alla margherita e alla capricciosa, per i clienti più affezionati c'era anche una dose di cocaina, 58enne pizzaiolo tunisino arrestato dalla Guardia di Finanza ad Abano Terme. Si accascia in bici davanti al municipio di Gran Torto, 70enne colpito da arresto cardiaco salvato dal tempestivo intervento di un consigliere comunale soccorritore del 118. Attese 80.000 presenze alla tradizionale sfilata dei carri, punto culminante del Carnevale di Treviso, martedì la diretta su Antenna 3 dalle 14. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre dunque con la giornata d'oro a Cortina con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla gara del Super G che ha incoronato Federica Brignone, l'abbraccio del Capo dello Stato alla campionessa, poi il pranzo al villaggio olimpico e la visita a Casa Italia. È questa l'immagine di una giornata indimenticabile, aggettivo usato più volte dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Cortina ha portato alle atlete impegnate nel Super G il supporto di un intero paese. L'abbraccio con Federica Brignone è liberatorio. Quanto sofferta è stata la reazione del Presidente alla caduta dell'altra grande azzurra, Sofia Goggia. Con lui c'è anche la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. Ma il sostegno alle atlete e agli atleti si vede anche nei piccoli gesti, con Mattarella accompagnato dalla figlia Laura che pranza al villaggio olimpico dopo aver salutato anche le autorità locali, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, il sindaco Gianluca Lorenzi, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, lo stesso Giovanni Malagò, i vertici del CONI. Presidente, ben arrivato. Grazie a lei. Ma l'accoglienza non è solo istituzionale. Nel pomeriggio davanti Casa Italia, a meta finale del viaggio ampezzano, partono gli applausi da ogni angolo della strada. Dentro Casa Italia Mattarella parla di gesta atletiche, di sport e valori. Complimenti a tutti i vostri gli altri atleti e le altre atlete che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell'amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro paese. E questo è il senso delle Olimpiadi, è il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive tra tutti i popoli attraverso lo sport. E nella giornata d'oro di Cortina in Corso Italia c'è anche il vescovo di Belluno Feltre per una riflessione che non è soltanto di fede. Sono davvero molto ammirato nella capacità, nella bravura di questi giovani. Ecco, mi colpisce proprio il fatto che questi giovani stanno dicendoci qualcosa anche a noi e stanno sprigionando qualcosa. C'è bisogno di farla venire fuori la vita in tutte le sue possibilità, potenzialità. Questo anche nel rilancio, nel pensiero del rilancio del futuro di questa provincia e di questi territori. Soprattutto questo, ma anche nel contesto più ampio, e come vediamo se una parte non funziona scombina il resto. Dobbiamo imparare a combinarci di più a livello anche così più internazionale, me lo auguro di cuore. Ed è proprio attraverso lo sport che il mondo guarda Cortina e all'ormai mitica Olimpia delle Tofane, la pista che domina la conca. Quando arrivano le frecce tricolore, la sensazione generale è che la giornata da indimenticabile sia destinata a diventare memorabile.
A Federica Brignone i complimenti anche di Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense ancora ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. A lei il grazie del direttore generale dell'USL2 Benazzi, dopo che la stessa Vonn ieri aveva ringraziato lo staff medico dell'ospedale trevigiano per l'assistenza in questi giorni. Noi la ringraziamo perché l'ospedale di Cafoncello e i professionisti hanno avuto da parte sua e dei suoi familiari una nota di rilievo. Questo ci fa veramente un estremo onore. Il direttore generale dell'USL2 Benazzi ringrazia la campionessa americana di sci Lindsey Vonn per le parole spese da quest'ultima nei confronti dei sanitari del Cafoncello. Grazie per l'incredibile staff medico, ha scritto sui social la Vonn, pubblicando la sua prima foto dal letto dell'ospedale trevigiano dove è ricoverata da domenica pomeriggio dopo il grave infortunio durante la gara di discesa libera sulla pista Olimpia di Cortina. Subito sottoposta ai primi 2 interventi per ridurre la frattura composta alla tibia sinistra e prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue, la sciatrice statunitense ha subito una terza operazione. È stato sottoposto a un terzo intervento, comunque che è riuscito bene, per cui l'augurio che noi facciamo alla FON è veramente di riprendersi prestissimo e di avere la possibilità di tornare tranquillamente con i suoi cari nel suo paese. Nei prossimi giorni i sanitari trevigiani insieme allo staff della Vonn decideranno quando la campionessa statunitense potrà essere dimessa per rientrare nel suo paese. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e so che starò bene, ha scritto ancora la sciatrice, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto in questi giorni difficili, mostrando poi i tanti fiori ricevuti. Intanto anche il presidente della regione Alberto Stefani ha voluto ringraziarla. Oltre che una campionessa, Lindsey Vonn ha dato dimostrazione di grande sensibilità, rivolgendo i suoi complimenti pubblici allo staff medico e infermieristico dell'ospedale Cafoncello. Quello che hanno fatto per una famosa campionessa, ha aggiunto Stefani, lo fanno con la stessa professionalità e impegno con ogni paziente che prendono in carico, concetto ribadito anche dal direttore dell'USL2 Benazzi. Continueremo ovviamente a fare il nostro lavoro con tutti i cittadini del Veneto, perché questo è il nostro compito, a prescindere che siano grandi campioni come la Vonn, ma un cittadino qualsiasi ha lo stesso trattamento di un grande atleta. Questa mattina i funerali di Alex Farronato, 41enne travolto da una valanga sulla Marmolada. Io sono sicuro che Alex continuerà a sorridere di gusto guardando noi dall'alto, adesso che è arrivato sul più alto dei monti. Una chiesa gremita per l'ultimo saluto ad Alex Farronato. Centinaia le persone che hanno raggiunto San Giacomo di Romano d'Ezzelino proprio per ricordare il 41enne travolto da una valanga il 7 febbraio. Una morte improvvisa mentre faceva ciò che più amava, come hanno sottolineato gli amici durante il funerale. Grazie per averci insegnato ad amare la montagna e ad averla condivisa con noi. Grazie per averci sempre accompagnato in splendide avventure che solo chi le ha vissute insieme a te può veramente capire quanto meravigliose siano state. Rose, tulipani e gerbere gialle, di un giallo acceso, proprio come la sua energia, la sua voglia di vivere la vita appieno, la sua risata contagiosa. Alex c'era sempre per gli altri, non mancava mai a una festa, per molti era la luce del gruppo. Questa la sua qualità più grande, quella che tutti porteranno nel cuore. Questo era il tuo spirito, Alex, di una guida, di un amico, dal cuore grande che non lasciava mai indietro nessuno, non solo in montagna, anche nella vita. Sempre a rassicurarsi e rassicurarci che tutti stessimo bene. Un vuoto che mai potrà essere colmato né dimenticato, perché anche nel dolore immenso della perdita, Alex lascia una lezione che resta per sempre. L'amore verso la tua amata montagna la vivevi con una passione autentica. Se gli avessimo chiesto oggi perché lo fai, ci avrebbe sicuramente risposto perché mi fa sentire vivo. Per Ale la vita era una sola e andava vissuta così, pienamente, senza paura, cercando la libertà e la bellezza fino all'ultimo istante. E adesso una notizia di economia, Superjet, l'ultimatum, senza 7 milioni si va verso la liquidazione, cioè la chiusura dello stabilimento per gli oltre 100 lavoratori di Tessera. Così, dopo le oltre 2 ore di incontro a porte chiuse in unità di crisi della Regione Veneto.
La novità più grave è che abbiamo 15 giorni e arriviamo a fine mese. Se entro fine mese non abbiamo il finanziamento da parte del Demanio di Roma per poter andare avanti, il rischio vero è che mettano in liquidazione la società e faccia fallimento. Scenario sempre più cupo per Superjet. Senza i 7 milioni di euro richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'azienda andrà verso la liquidazione, e quanto ha dichiarato l'amministratore delegato Camillo Perfido al termine delle 2 ore di confronto con i sindacati all'unità di crisi della Regione Veneto presso Veneto Lavoro a Mestre. Il tavolo in Regione è stato riconvocato per il 5 di marzo. Per gli oltre 100 lavoratori di Tessera la situazione d'avvertenza preoccupante è divenuta da crisi nera. Però resta il fatto che noi ad oggi continuiamo a girare attorno a un aspetto, e cioè che questo ente, questo comitato di sicurezza finanziario, per quel che ci riguarda, decide di girarsi dall'altra parte quando si tratta di prendere delle decisioni che riguardano il nostro futuro. Se entro 15 giorni non arriveranno risposte concrete dal MEF, scatterà il piano B, chiedere a Leonardo, che detiene il 10% delle azioni, l'integrazione del personale Superjet per salvaguardare i 110 lavoratori, sospesi da anni in una situazione di stallo aggravata dalle sanzioni internazionali e dal blocco delle attività della joint venture aeronautica. Leonardo, che fino ad oggi è rimasta assente dai tavoli, non si è mai fatta sentire, e insomma su 55.000 lavoratori, come si dice, assumere, come si dice, all'interno del perimetro di Venezia competenze, tra l'altro ex officine aeronavali, quindi sempre Leonardo, insomma potrebbe essere una soluzione che mette finalmente a riparo queste famiglie. Torniamo alla cronaca. 4 poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle violenze negli uffici scaligeri avvenute nel corso del 2022, che ha visto in tutto 12 rinvii a giudizio, 3 condanne in abbreviato e un'assoluzione. I 4 avrebbero cagionato acute sofferenze a 2 uomini che erano stati fermati in 2 episodi tra l'estate e l'autunno appunto del 2022. Per entrambi è imputato un solo agente, per il secondo gli altri 3. Nessun rientro in Italia per Meriam, la giovane arruolata con l'ISIS. La conferma arriva dal sindaco di Arzergrande, che tranquillizza i concittadini che erano preoccupati. Sono stato raggiunto da decine di messaggi preoccupati, cittadini per questo potenziale arrivo. Notizie ufficiali non ne abbiamo, quindi non è previsto il rientro, l'arrivo di Meriam. Sono molti i cittadini di Arzergrande preoccupati per un possibile rientro nel piccolo comune della Bassa Padovana di Meriam Reaili, la giovane di origine marocchina che nel 2015 a 19 anni era fuggita di casa per arruolarsi nelle file dell'ISIS in Siria. Il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, chiarisce che al momento non ci sono possibilità di un ritorno della ragazza. La sua presenza in paese non sarebbe opportuna, spiega Transhan, il primo cittadino. Da qualche anno dopo la caduta del califfato, Meriam, oggi 29enne e madre di 2 bambini, vive in un campo profughi siriano. Il padre, Redouan Reaili, ha rivolto un appello perché la figlia possa rientrare in Italia insieme ai suoi piccoli, avuti con il marito, sposato in Siria, un miliziano di origine palestinese, morto in battaglia. Il nostro no è quello di una comunità comunque accogliente, però di persone per bene, regolari, che soprattutto non hanno una condanna pendente. Rispetto ai figli di questa ragazza bisogna trovare delle soluzioni alternative se vogliono rientrare. Ovviamente adesso non ci sono i presupposti. Meriam nel 2017 è stata condannata in contumacia dal Tribunale di Venezia a 4 anni di reclusione per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. È stata denominata truffa della ballerina. Viaggia come un normale messaggio WhatsApp e può costare molto caro a chi lo apre. Ciao Leone, se ti va potresti dare un voto a Francesca? È il messaggio arrivato tra gli altri all'assessore Leone Zilio, che suo malgrado ha contagiato centinaia e centinaia di cellulari. Il testo è rassicurante, cordiale e arriva da persone conosciute, per questo ancora più subdolo. Si tratta infatti di una truffa.
Sto ricevendo, ma riceverete anche voi, tantissimi messaggi da parte di vostri conoscenti che sostanzialmente vi chiedono un piccolo aiuto economico, una piccola contribuzione economica per pagare il dentista, il notaio o quant'altro, giustificando che la loro carta attualmente non è attiva. Ovviamente anche questi sono messaggi hackerati e dovete ovviamente segnalarli o comunque non rispondere, non fare nulla di quello che vi richiedono. Altro che ballerina, quindi qui a ballare è la riservatezza, dato che cliccando su quel link viene chiesto, oltre al denaro, anche un codice che di fatto apre le porte della rubrica telefonica ai malintenzionati, con il rischio di una propagazione esponenziale di questa epidemia elettronica. Ci vuole un po' di attenzione in queste ore perché ovviamente i messaggi sono dilagati. Solo io ho circa 4.000 contatti WhatsApp e il messaggio è arrivato quasi a tutti e in queste ore ovviamente si sta esponenzialmente aumentando il numero di persone che hanno ricevuto questi messaggi. Quindi attenzione, se ricevete da parte di cari, di familiari, di amici, di conoscenti messaggi che vi richiedono somme di denaro, ovviamente non rispondete, cancellate il messaggio. È importante stare attenti, non cadere nella truffa e ricordarci che se succede qualcosa dobbiamo immediatamente avvisare la polizia postale ed eventualmente rivolgervi a un'associazione di consumatori. Le è mai capitato una cosa del genere? No, è la prima volta. Purtroppo io non ho ancora capito come abbiano fatto ad accedere al mio account WhatsApp, ma sono in corso verifiche. Il telefono in queste ore purtroppo, come sentite, continua ad andare. Operazione antidroga della Finanza di Padova che ha arrestato un pusher pizzaiolo. Insieme alla margherita e alla capricciosa, per i clienti più affezionati c'era anche una dose di cocaina. Due attività parallele, quelle gestite dal 58enne pizzaiolo tunisino arrestato dai finanzieri mentre stava effettuando una consegna di una pizza e droga a domicilio in zona Abano Terme. All'interno del locale, in via dei Colli a Brusegana, le fiamme gialle hanno ritrovato poi quasi 6 etti di sostanza stupefacente. Un'attività fiorente sia take away, un aspetto che ha insospettito i finanzieri che lo vedevano spostarsi e consegnare anche una sola pizza a 10 km di distanza, cosa poco comune per chi ha un'attività di consegna cibo a domicilio. Alcuni clienti invece ritiravano la pizza e la dose di cocaina direttamente del locale, un andirivieni costante che stava esasperando i residenti del quartiere di Brusegana a Padova. Quando i finanzieri lo hanno fermato, il 58enne tunisino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato ed identificato. In auto aveva 40 grammi di cocaina e denaro contante. Durante le perquisizioni in pizzeria, in una stanza sono stati trovati altri 560 grammi di cocaina suddivise in panetti. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli al locale, intestato alla moglie del pusher, ma di fatto gestito unicamente dal 58enne, che ora è stato trasferito nella casa circondariale di Padova. I piccoli comuni veneti si sono incontrati nel Vicentino, a Grumolo delle Abbadesse, per fare il punto su come affrontare le carenze e sui vantaggi delle unioni e delle fusioni. Piccoli comuni, grandi sfide. Il futuro è a un passo dall'orizzonte politico, non c'è tempo da perdere. Servono idee chiare, visione, il coraggio di sperimentare nuovi modelli di collaborazione. Detto fatto, ecco i sindaci dei comuni veneti con meno di 5.000 abitanti che si ritrovano a Villa Godi Piovene di Grumolo delle Abbadesse. Qui c'è profumo di storia, ma il domani è già arrivato. Affrontiamo il tema delle fusioni, delle aggregazioni o delle aree vaste con anticipo, cercando di anticipare il cambiamento per gestirlo nel migliore dei modi e per riuscire a garantire ai nostri cittadini la qualità dei servizi. La Regione Veneto, come sapete, sostiene forme di collaborazione tra comuni, soprattutto attraverso il piano di riordino territoriale, dove prevede delle forme e le sostiene di aggregazione. L'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato interviene con questo videomessaggio al convegno del progetto Piccoli promosso da ANCI Veneto. Il comune non è una ditta che deve fare fatturato, è un ente che deve distribuire i servizi migliori possibili ai nostri cittadini, cercando di migliorare per quanto poco la vita dei nostri cittadini. Ma serve un metodo ben chiaro che permetta di mantenere l'identità dei comuni. Quindi mantenere insomma i campanili in qualche modo. Ma non i campanilismi, come ben prima ha detto appunto il presidente ANCI Veneto Mario Conte. Non c'è la possibilità da soli di poter affrontare questa economia, l'economia delle nostre piccole realtà.
Sfida attualissima quella delle fusioni tra comuni. L'ultima è stata tra Nanto e Castignero. La prossima potrebbe riguardare Grisignano di Zocco e chissà, vero sindaco? È nei nostri pensieri, diciamo così. Si accascia in bici davanti al municipio di Grantorto, 70enne colpito da arresto cardiaco, salvato dal tempestivo intervento di un consigliere comunale, soccorritori del 118. Dopo il tassista eroe che nei giorni scorsi a Padova salvò la vita a un cliente con un arresto cardiaco in atto, la storia si ripete a Grantorto. È stato infatti determinante l'intervento del consigliere comunale Alberto Carraro, dopo che un uomo di 70 anni ha perso i sensi proprio davanti al municipio dove si trovava Alberto. L'anziano è stato colto da un arresto cardiaco mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo che alcune dipendenti hanno lanciato l'allarme, Carraro è corso in suo aiuto. Quando mi sono accorto della gravità, ho cominciato subito il massaggio cardiaco, poi ho visto che un operatore della polizia provinciale, che tra l'altro anche loro erano dai carabinieri forestali, era già in contatto con il 118, ho parlato con l'operatore della centrale del 118, gli ho detto qual era la situazione, insomma che il paziente era praticamente incosciente e stavamo facendo l'RCP. Nel momento in cui poi ho posizionato il defibrillatore semiautomatico, mi ha detto che il ritmo non era defibrillabile, dunque ho capito che era un arresto cardiaco. Fortuna ha voluto che Alberto, oltre a far parte dell'amministrazione comunale, da oltre 25 anni è anche un autista e soccorritore del 118, quindi con una lunga esperienza alle spalle che gli ha permesso di gestire la situazione. Ho continuato la rianimazione finché è arrivata la prima ambulanza, che è l'ambulanza infermierizzata di Piazzola, che con l'infermiere poi è sceso, ha intubato il paziente. Abbiamo continuato le manovre di rianimazione, abbiamo messo anche il Lucas, che è un macchinario che serve per fare il massaggio cardiaco esterno, liberando gli operatori in modo che siano pronti a fare qualcos'altro. Nello stesso momento che abbiamo fatto questo è arrivata l'ambulanza medicalizzata di Cittadella, che ha preso in carico il paziente, l'hanno caricato in ambulanza e hanno continuato tutte le procedure del caso. Una tragedia scampata grazie alla preparazione del 50enne che ora chiede che chiunque sia formato per intervenire in emergenze del genere. Più gente è formata, meno sono le probabilità che il paziente non ce la possa fare, perché l'importante in questi casi è agire tempestivamente, sapendo quello che si deve fare, e la cosa più importante è il massaggio cardiaco. Il massaggio cardiaco è la cosa che fa la differenza in questi casi. Voltiamo pagina, presentata la rassegna dedicata al Carnevale di Treviso, che culminerà con la tradizionale sfilata dei carri mascherati martedì 17 febbraio, diretta su Antenna 3 a partire dalle 14. Un weekend lungo di spettacoli in centro storico, prima della grande sfilata del Martedì Grasso, che coinvolgerà 20 tra carri e gruppi mascherati. Una macchina organizzativa che attende 80.000 persone, la cui priorità è il divertimento in sicurezza. È una macchina enorme che parte dovendo dare risposta a tutti i vari aspetti che una manifestazione pubblica di questa entità richiede, quindi sicuramente la capacità da parte dal punto di vista artistico di tutti coloro che allestiscono i carri, ma poi tutto l'apparato che ovviamente supporta questo, che è soprattutto l'apparato legato alla sicurezza, legato all'organizzazione proprio della città. Si parte sabato 14 e domenica 15 con gli spettacoli per i più piccoli, tra circensi e cantastorie, spettacoli di giocoleria, equilibrismo e musica tra le vie del centro, che sorprenderanno passanti e curiosi. Poi la grande sfilata alle 14 da Piazza Duomo, che arriverà in Piazzale Burchiellati. Dopo un percorso di 1,5 chilometri, mentre dietro le quinte l'organizzazione di Carnevali di Marca sorveglierà sul regolare svolgimento. Abbiamo più di 150 volontari sul percorso per la sicurezza, abbiamo più di 50 personale invece professionale per la sicurezza, abbiamo anche un presidio medico importante fatto di ambulanze, squadre a piedi e anche un PMA di emergenza in piazza Matteotti. Dunque noi facciamo un invito spassionato: venite martedì grasso, non ci saranno assolutamente problemi di sicurezza e sarà una giornata veramente eccezionale. L'invito è anche quello di venire a piedi, in bici, in bus o in treno, perché la viabilità sarà modificata, così come la possibilità di parcheggiare intorno al percorso.
Tra le curiosità da segnalare che nel gruppo dell'associazione culturale Je Soy Dominicano Aquí y Allá, molto ben integrata nel tessuto trevigiano, sfileranno anche l'ambasciatore dominicano in Italia Rafael Lantiga Siriaco e il console dominicano a Milano Miguel Ángel Vázquez Peña. E questo anno portiamo un po' di storia della Repubblica Dominicana. La Repubblica Dominicana solitamente è conosciuta per le spiagge, la musica, ma noi porteremo anche le radici nostra taina, quindi porteremo un omaggio a questa proprio la base della Repubblica Dominicana. Quisqueya si chiama, che è in onore appunto a questa radice che appartiene anche a noi, tutto il continente nostro, ma anche a noi come quisqueyano, come dominicani. E per tutti quelli che non potranno esserci, la nostra emittente Antenna 3, confermata media partner, trasmetterà in diretta tutto l'evento a partire dalle 14. Sto realizzando il sogno di tutti i trevigiani, lanciare i coriandoli a Lucio Zanato. Eccolo qua. Allora, e a tutti voi che siete a casa, ve ne siete risparmiati stavolta. Anche Antenna 3 quest'anno e in questa occasione ci sarà vicino, darà la possibilità a tutti coloro che per vari motivi non potranno essere presenti di parteciparvi, e quindi veramente una partecipazione corale. Soprattutto per dare la chance a chi è a casa, sta poco bene, alle case di riposo per esempio, di vedere assieme questa festa che merita di non essere persa. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alla sigla e le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buona serata.